Oggi qui a Budapest ci prepariamo per un'altra gara di Formula 1. Non prevediamo grandi ritiri su questo circuito. Tanti piloti e ex piloti sono riusciti a concludere questa gara senza problemi. Ad esempio, Ralf Schumacher le ha concluse tutte le sue 10 presenze al Gran Premio d'Ungheria. L'Hungaro Ring si compone di 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Conta diversi passaggi insidiosi e le condizioni di pioggia di oggi sicuramente non aiutano. Le probabilità di vedere in pista una safety car sono più alte che mai. Luca Filippi è al mio fianco come sempre per la gara di oggi. Parliamo un po' dell'uovo della pioggia. Nessuna penalità o attenuante, solo una qualifica non brillante e una posizione di partenza deludente. Certo, nella monoposto è deprimente alzare lo sguardo e rendersi conto che la linea di partenza è lontanissima. Il lato positivo è che è una macchina veloce e può recuperare in fretta. Grazie. Bella raga, tutti il codone veneziano, purtroppo un 11° posto e 12° Mick. Siamo la seconda potenza eppure siamo in difficoltà adesso. Per quanto riguarda il resto della Charles, Leclerc, Verstappen, Sebastian Vettel e Sainz, Norris, Albon, Ricciardo ed Esteban Ocon. L'uovo della pioggia, Schumacher, sì. Sergio Perez e Stroll, Russell, Raikkonen, Ancora pioggia Antonio comunque. Giovinazzi e Kevin Magnussen, Grosjean, Gasly, Latifi, infine Dani Kvyat chiude la griglia. Chissà chi, tra Chissà questi chi. talentuosi piloti, riuscirà a prevalere. Beh, vediamo di non fare la pazzia di Silverstone. Vabbè, andiamo così sinceramente. Vai raga, si parte, Gran Premio d'Ungheria, partenza, no, non malissimo, dai. Pioggia come a Silverstone, ma qua non possiamo rischiare ancora un ritiro per le pazzie comendiane. Proviamo a tenerci all'esterno. E va benissimo, dai che siamo l'uomo della pioggia. Siamo già in quinta posizione, possiamo anche rischiare meno che a Silverstone purtroppo. Ci siamo qualificati in maniera disastrosa. Ok, tutto rego, me ne frego. Lunghissimi. Stai calmo, qui mancano tantissimi giri, possiamo far bene, dai. Buona partenza, ottimo lavoro. Sì, veramente buonissima. Recuperate 6 position. Mamma mia, ho rischiato già il ritiro. È previsto alla fine pioggia, fine gara, bisogna capire quando però. Mi ricordo che in Ungheria l'altro anno potevamo fare una gran rimonta negli ultimi giri, ma poi una penalità ci ha tolto la zona punti. Insomma, la sfida è con Sebastiano Vettel, Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera dovrebbe durare un po'. Mickey Box. No, merda, Mickey Box, probabilmente un contatto con qualcuno dietro. Mick Box e anche una Red Bull forse? Ma un Alfa Tauri, non lo so. Abbiamo un buon vantaggio su Max comunque. Non stiamo guidando malissimo, adesso sotto la pioggia battente, in realtà è pioggia leggera. Ma va bene. Certo Mick non ci voleva Mick, però fuori così, perché praticamente la gara è andata. A Silverstone non è arrivata a safety car, è incredibile, ogni tanto non arriva. Io ormai ho un contratto aperto con Liberty Media che vuole regalarmi la safety car ogni gara. Grazie safety. Per il momento nonostante tutto non stiamo andando male. Però, con condizioni di pioggia la macchina non dà il massimo, secondo me.
Mick ormai è ad anni luce. Cosa ha combinato Mick? Porca miseria. Speriamo ci sia qualche ritiro, così vediamo nuovi piloti. Yellow flag. Via libera. Yellow flag. Ocon fuori. Safety car. Safety car. Vietato Dal 17esimo al 22esimo giro la safety car o la sosta, quindi nessuno penso andrà ai box. riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Ok, siamo già in regime al quinto giro con la pioggia, poi era anche abbastanza scontato, quindi rischiamo che di beccarne più di una secondo me quest'oggi. Siamo in regime e guardate, attenzione, i padroni di Liberty Media già si spippettano, quanto sono contenti quando vedono la safety car. Io non so veramente se è una carriera buggata a sto punto, perché vedendo altri video non vedo tutte le safety car, ma io veramente non ho nessuna mod, ve lo direi tranquillamente, cioè. Anche perché la mod, purtroppo quel tipo di mod danno un problema che praticamente non si sbloccano più gli achievement, che per carità è una cagata, però mi dà un po' fastidio. Ovviamente non si può andare in... Ritiro per Esteban Ocon. No, l'errore, no, l'errore. Mamma mia. Ah, non si può sbagliare così. Mamma mia, oh, ma proprio sul bagnato sta macchina fa cagare, però, E adesso vediamo. Se sarà una gara tranquilla o ci saranno altri colpi di scena. Qua è cambiato poco, almeno mica ha recuperato... cioè è penultimo, però almeno è attaccato a tutti. Forza, dobbiamo tentare il sorpasso. No, lunghi, mamma mia. In questo momento appossento la monoposto veramente non al top, Speriamo veramente di avere la fortuna che... vabbè, vaffanculo allora come. Primo giro dopo la safety car a dir poco disastroso. Se pensi di poterci riuscire, attiva la modalità sorpasso. Beh, grazie, cioè, ma non è il discorso di quel discorso che la macchina non va. Sotto la pioggia la macchina non rende. Questo mi sembra abbastanza palese. Ok. Dai, Kume, dai. Previsioni del tempo. Previsioni del tempo. Ancora 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. Ah. 10 minuti. Cazzo. E allora forse ci va anche di gomme slick? Se si asciuga velocemente. Non è detto, raga. Forse la safety car ci ha aiutato, non tanto nelle posizioni, ma nel fatto che siamo andati più lenti per qualche giro. E avremo forse una gara anche all'asciutto. Speriamo. Perché in questo momento non mi vedo molto bene, nel senso possiamo rimanere quinti, ma recuperare posizioni è davvero difficile. Stai andando bene, continua così. Ci Gara aspettano circa con altri 10 pochi... minuti di pioggia. Ok, 10 minuti. gara con pochi sorpassi comunque, Hungaroring, gara odiosa proprio. Mai piaciuta l'Hungaroring. Sono belle le ungheresi, è buono il salame ungherese, ma basta.
Relax, come relax. Oh là, mamma mia. Spingi veneziano, spingi. Anche perché Verstappen è vicino, eh. La sosta tra il 17esimo e il 22esimo. Certo la pazzia si può fare, quella di non andare a aspettare l'asciutto. Sapete che il veneziano ama ste cose. Però è comunque un azzardo. Vedremo. Cioè siamo quinti stavolta, non 14esimi, quindi qua ne ho molto di più da perderne. Si deve valutare, ragazzi, si deve valutare la cosa. Bottas è al primo posto. Scusate, sto parlando poco, ma sono in un momento di concentration, please. Niente, perdo terreno dei primi 4. E sono a livello di prestazioni c'è Mercedes e poi Kumenda GP, Quindi adesso devo fare i risultati, ragazzi, perché veramente il team mi ha regalato un monoposto devastante. Tanti rimangono con le intermedie, ma non credo sinceramente. Ok, avevo anche il fastest lap, cazzo, con la pioggia, sono proprio l'uomo della pioggia allora. Veloci, bravi. Vai, vai. Boh, speriamo di tenere fino a fine gara. Cerca di portare le gomme a temperatura. No, Max non esiste. Ho esagerato. Zio Po. Ah, aveva l'intermedia Max. Ah, le intermedie Max, non me ne fotte allora. Sì, ce lo pappiamo subito a Max. Un pazzo di Max a rimanere con le intermedie. Una persona con dei problemi, Max. Gara terminata per... però è ancora un po' bagnato. Uff. Devo evitare anche sta stronzata. Peccato che avevo il fastest, porca miseria. Adesso lo perderemo velocemente il fastest. Chiaramente non riesco a superare Bottas. Insomma la Mercedes e la Ferrari rimasta in pista con le intermedie non le prenderò mai ovviamente. Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Il DRS c'è. Max vai box. E adesso tocca a noi. Dietro però Ricciardo con le soft. Non è una bella cosa. 18,5 secondi. Ho visto cose più belle nella mia vita. Bisogna anche capire, Giovinazzi fastest, Chiat fastest. Bisogna capire adesso se durerò con le medie fino alla fine. Ho preferito mettere le armi, sembrava un po' esagerato sinceramente, ho riperso troppo. Siamo quinti, ma Leclerc, ragazzi, sono a 19 secondi i primi 4 sono imprendibili. Il distacco dalla vettura che ti precede è 19,3 secondi. Sono veramente impossibili da prendere, purtroppo. Qua andiamo leggermente lunghi, ma per fortuna non è un grosso problema, non abbiamo guadagnato niente. Qua sbagliamo invece, Cristo Santus. Fastest di Sebastian. Fastest del Seb. Lecca ha messo le soft, però bisogna capire se... Loro sicuramente non finiscono la gara. Questo è poco ma sicuro, bisogna capire se la finiamo noi. Questo è il grande dilemma.
perché ha fatto la sosta, ma è chiaro che ci sono dietro lui le soft e io le medie, quindi diciamo che se tutto va bene finiamo quinti. Ricciardo al fastest, anche lui ha fatto già un'altra sosta in più. Malek con le soft farà sicuramente il fastest e ci darà via tantissimi secondi. Gigi e Bottas e Vettel. Ma penso Gigi, Vettel e Bottas sono tranquilli. Bravi loro onestamente. Ma a me va bene anche il quinto posto, dai. Certo, non ho guadagnato e perso niente dopo la partenza. Classica gara in Ungheria, mamma mia. I sorpassi si vedono al lumicino. Strategia comunque sbagliata di Leclerc, perché chiaramente non può prendere più le due Mercedes del compagno. Vettel, il mio rivale, si è svegliato, fa il fenomeno. Che bello. Accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. La differenza abissale. Le mie gomme sono messe comunque discretamente. Fastest di Ricciardo, ragazzi. Ricciardo vola o Ricciardo, lascio sempre a voi la scelta. Gara comunque un po' così. Record di Giovinazzi, tutti pazzi per Giovinazzi. Bottas è al primo Manca ancora, mai fatto un fastest finora. Ho 2 pole, 2 vittorie, ma mi manca il fastest. Vai ragazzi, sei all'ultimo giro. final lap, buona gara, dai, quinto posto. Gara diciamo non proprio entusiasmante questa, però è arrivata, addirittura esce anche il sole adesso. Il nostro l'abbiamo fatto. La macchina non poteva dare più di questo e forse neanche il cume. Mick purtroppo ha sbagliato tutto. Adesso non so se magari ha recuperato qualcosa, forse anche sì, magari, poverino. Bottas è in testa. Bravo. Valtteri rischia di vincere il secondo mondiale della stagione comundiana, Vince Valtteri. Gigi, giro record. Ultima curva, buon quinto posto. Il cume saluta tutti. Yes, yes, yes. Buon quinto posto. Va bene così. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Va bene. Dani Chiat, pilota del giorno. Vabbè, vince solita Mercedes. Sta sul cazzo anche veramente in game. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Quella di oggi è stata Bravo, una vittoria Vettel di addirittura squadra, secondo. risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. Non vinco una sfida, cazzo. E ora Tornato a vediamo piovere. che questi risultati si Mick riflettono Atz, sulla 11esimo, classifica. peccato. Altri punti per Valtteri Bottas, che rinsalda il suo dominio in testa alla classifica. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, Noi siamo chi è stato sesti. il migliore in pista per te? Direi che Oh, la Ricciardo, finale mi piacerebbe è padrone. finirla al quinto, il primo dei normali, diciamo, però 100 punti già. Lavoro nel traffico. Non male, Passiamo ai M45, costruttori La Mercedes quinti. aumenta il suo vantaggio. Un altro team che ha dato spettacolo oggi è stata la Williams, premiata da un balzo in classifica. Bene Luca, Va bene. finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, alla prossima, ciao! Alla prossima.